Com'è ancora con la medaglia appesa al collo? Pesa. Però Pesa quella? sì, è un bel peso da portare, tutto sommato. E beh, insomma, vincere 2 volte consecutive sia conference che campionato, perché ricordiamo avete fatto double per 2 anni consecutivi. Sì. Come dicevo poco fa, abbiamo cambiato anche tante ragazze rispetto all'anno scorso in squadra, qualcuna che ha fatto delle scelte diverse, però siamo arrivati qua con tanta umiltà, con tanta voglia di combattere, di fare la nostra partita senza aver nulla da perdere, e credo che le ragazze oggi abbiano messo in campo tutto quello che hanno lavorato quest'anno, gli extra, hanno messo in campo anche le indicazioni, ci hanno seguito e siamo cresciuti tantissimo, quindi è stato un epilogo fantastico oggi. Ci spieghi il piano partita? Ma guarda, volevamo subito andare con un ritmo alto, un po' di infortuni, un po' diciamo quello che è andata la situazione della partita, non siamo riusciti a imprimere subito un grande ritmo. Abbiamo tarato alcune scelte preferendo giocare la mano, e questo ci ha portate secondo me ad essere più incisivi in attacco. Nel secondo tempo siamo rimasti tanto di là nella loro metà campo, abbiamo concretizzato poco, quindi questo poteva permettere a loro di rientrare in partita, però sono state molto brave a gestire la difesa e a chiudere la partita. Avete costretto loro a calciare sempre la palla, perché nella multifase che hanno provato a fare non riuscivano ad andare avanti? No, abbiamo impattato molto bene qua, sono state molto disciplinate, cosa che magari nel primo tempo un po' meno, e abbiamo concluso veramente la partita nel miglior modo possibile. Quindi... Cosa vuol dire per te vincere 2 volte consecutive lo scudetto dal punto di vista personale tuo? No, guarda, più che mio personale lo faccio in nome dello staff, perché ci siamo prodigati tutti, anche i dirigenti, gli accompagnatori, cioè ogni persona quest'anno ci ha sostenuto a suo modo, anche le ragazze da fuori, i tifosi che sono sempre tantissimi, che ci seguono e sono sempre il nostro 24esimo uomo in più, quindi veramente il mio grazie va a tutto lo staff, perché abbiamo lavorato assieme dal primo giorno, abbiamo risolto problemi, abbiamo trovato opportunità e oggi siamo venuti qui a giocarci questa bella finale. Comunque alla fine la meta decisiva, chiamiamola così, quella della fine del primo tempo, l'avete fatto grazie al successo sulla mischia avversaria. Sì, nella mischia abbiamo lavorato molto bene, abbiamo lavorato anche bene i drive, questo ci ha permesso di crearci le opportunità in zona di meta, e poi le tre quarti hanno trasformato molto bene, hanno trovato già una chiave di lettura diversa in quella situazione e ci ha portato a fare anche una gran bella meta. Valsugana era la vostra bestia nera, però ora siete in vantaggio. Adesso però ovviamente ricominceremo da settembre, intanto ci godremo la Coppa del Mondo, tante nostre ragazze saranno lì e questo secondo me è molto bello, e poi dal prossimo anno, la prossima stagione 0-0 e ricominciamo da capo. Allora signori, vogliamo commentare questa vittoria? Allora, l'entusiasmo è enorme. Secondo anno di Sato, le ragazze sono arrivate come sempre belle e hanno combattuto fino alla fine. Avevamo chiesto che non mollassero mai e questo è successo. Questo per noi è importante, non tanto per lo scudetto, tanto perché abbiamo dietro un gruppo giovanile che sta crescendo, stanno vedendo che possono veramente avere un futuro nel Villorba e sono contento. E il sindaco? Che dire, hanno fatto la doppietta, bene, complimenti, perché soprattutto il settore giovanile sta crescendo, come ha detto il Presidente. Come amministrazione siamo settimo al cielo, continuiamo a investire nel settore giovanile e la società rugby è veramente un gruppo, una squadra che i risultati li porta a casa. A Villorba direttamente o indirettamente, anche con l'Imoco si festeggia sempre da quelle parti. Villorba ha fatto prima un rapido conto con l'assessore allo sport, abbiamo 28 campioni d'Italia in tutte le discipline, di cui la maggior parte sono del rugby, quindi che dire, continuiamo a investire con loro, continuiamo a investire sullo sport e sui giovani. Sì, lasciatemi un piccolo appunto: chi ha guardato la partita, chi si sta interessando a questo sport, vede che rugby è sia maschile che femminile, quindi vi invito a provare in qualsiasi società, magari preferibilmente a Villorba, ma se siete vicino ad altre società limitrofe provate questo sport perché è meraviglioso, meraviglioso. Seconda meta è realizzato, com'è andata? È sempre un'emozione gigante
gigantesca segnare con questi colori addosso. Come sempre penso che il merito di quello che faccio viene da un grande lavoro di squadra, nessun traguardo mio, ma è il frutto di quello che abbiamo costruito qui e di questa grandissima famiglia. È un bellissimo periodo tra nazionale e club, tante cose belle insomma. Sì, penso che il bello di per sé sia il rugby e tutte le emozioni che mi dà. E sto continuando a crescere e quindi spero che sia sempre così e basta. E col Villorba prosegui? Domanda di riserva? Non voglio ancora dire nulla, però potrebbe essere che il mio percorso si interromperà qui con questo scudetto, perché forse arriva. Puoi provare ad andare all'estero, insomma. Ma finché non firmo niente il mio cuore è giallo-blu. E dove ti piacerebbe andare? Francia o Inghilterra? Almeno Non mi espongo. non ti esponi? Hai diverse richieste? Non mi espongo. Non rispondi. Ok. La meta che ha sbloccato la partita, insomma è stata una grande bella meta. È stata una meta che è partita dalla squadra, quindi sicuramente è una bella meta, l'abbiamo fatta insieme. Siete riuscite a difendere molto bene il vantaggio che avete acquisito nel primo tempo, avete veramente messo tutta la vostra anima. Sì, assolutamente, quello era l'obiettivo, quindi abbiamo cercato di portarlo in campo per tutto il tempo della partita. È insomma una grande bella stagione, ripetersi non era facile, vero? No, assolutamente, sempre una bella sfida, quindi sicuramente è bello adesso. Ecco. Non succede sempre di fare bis in un campionato, vero? No, certo, assolutamente. Sono contenta, sono molto contenta, grazie. È stata una partita che avete dominato, il primo tempo avete raccolto i frutti, poi nella ripresa avete praticamente difeso alla grandissima. Dominato secondo me no, perché ci hanno veramente messo in difficoltà anche il primo tempo e poi invece siamo riusciti a segnare con Alice, probabilmente anche quella è stata la svolta della partita. Però comunque alla fine avete costretto la squadra avversaria a giocare al piede perché non riuscivano ad avanzare alla mano. Sì, infatti dentro lo spogliatoio ci siamo detti che dovevamo difendere meglio e l'abbiamo fatto. Cosa rappresenta per te questo terzo scudetto col Villorba? Rappresenta tanto perché alla fine insomma ci sono un sacco di giovani in cui io personalmente credo in tutte loro, sia della mia squadra che delle giovanili, e tanta roba, tanta soddisfazione perché alla fine non siamo un club. Quindi adesso grande. siete 3-2 con il Valsugana. Siamo 3-2 e vai.